Un cordiale saluto a tutti i nostri amici e ben ritrovati nello studio virtuale di Target, il nostro appuntamento settimanale su Televideo Agrigento LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale per continuare questo nostro percorso iniziato con l'emergenza Covid. Abbiamo fatto di necessità virtù e invece di essere comodamente seduti nello studio di TVA siamo comodamente seduti ognuno a casa nostra, nel nostro studio professionale, nel nostro ufficio, insomma, i miei ospiti sono presenti perché ci sono, ma ognuno distante. Ancora, insomma, l'emergenza Covid-19 non è terminata e anche come televisione stiamo adottando questo metodo di collegamento, di streaming. Sta andando bene, dobbiamo dire, anche perché molto spesso abbiamo la possibilità di avere ospiti, persone che mai avrebbero potuto venire in televisione e che invece così con il sistema dello streaming riescono ad essere presenti alla nostra trasmissione. Oggi parleremo di sport, parleremo del blocco che c'è stato, della ripartenza che dovrebbe esserci. Faremo il punto della situazione con il calcio, con il basket, con la pallavolo, in generale, insomma, con lo sport sicuramente quello più amato e frequentato dalle nostre parti. Ne parliamo con Santino Lopresti, lui è il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia. Grazie ingegnere della sua disponibilità. E poi continueremo con Salvatore Moncada della Fortitudo Moncada che proprio qualche giorno fa ha detto insomma che forse è un po' stanco, ci sono le nuove leve, c'è il figlio che continua questa sua avventura, ce lo dirà lui stesso. Parleremo di calcio naturalmente e non solo perché c'è il presidente Lopresti ma anche perché c'è Giovanni Castronovo e il presidente dell'Acragas, blocco forzato anche per loro. Parleremo naturalmente anche di pallavolo e non poteva che essere presente Nino Di Giacomo, figura storica della pallavolo del nostro territorio. E sarò coadiuvato, aiutato, anzi molto spesso cederò proprio a lui il microfono e la conduzione, il mio collega carissimo amico Carmelo Lentini di Agrigento Sport, insomma il giornale che ha come perno principale proprio lo sport. Questo buonasera a tutti. Il nostro studio virtuale e diciamo insomma che Presidente Lopresti, questo stop ci ha pesato e ci ha pesato tantissimo. So che adesso, insomma, dal punto di vista del calcio, almeno la Coppa Italia sta ripartendo, a livello nazionale le partite sono state programmate, però noi qua giù in Sicilia come siamo messi? Intanto grazie per l'invito e sono compiaciuto nel vedere che Target continua e che quindi una lunga come dire, esperienza di questa trasmissione, quindi mi congratulo con te. Un saluto a tutta la vostra redazione e agli amici che vedo collegato, da Giovanni Castronovo, che è il presidente di una nostra società con cui c'è un rapporto di grande amicizia, Totò Moncada, Nino Di Giacomo, Carmelo Lentini, quindi voglio dire persone che nel mondo dello sport, ma anche persone con cui a livello personale mi intrattengo e che voglio dire che apprezzo e che stimo molto, questo senz'altro. Per quanto riguarda lo sport, noi abbiamo sempre detto, in particolare, che lo sport dilettantistico, come dire, è l'anello debole di tutta la catena dello sport calcistico e che però lo sport dilettantistico, ma non solo quello calcistico, è poi lo sport, come dire, che mantiene in vita tutti gli altri sport. Se io devo pensare a un arbitro di Serie A, no, l'arbitro di Serie A non è un arbitro che diventa di Serie A, è un arbitro che diventa di Serie A perché ha allenato nei giovanissimi, negli allievi, ha allenato magari in eccellenza, poi magari come dire, nella Lega Pro e così via, quindi si forma, quindi noi siamo come dire la scuola da cui provengono, anche per i calciatori, anche per i dirigenti, perché no? Diciamo tutta la struttura calcistica poi si regge. È chiaro che essendo noi l'anello più debole, in quanto le nostre società vivono di volontariato, di piccole come dire, sponsorizzazioni, di piccoli contributi, nel momento in cui l'Italia si ferma è chiaro che anche noi ne risentiamo. Noi ad oggi lo stato dell'arte è questo, che il Consiglio federale
con il governo hanno concordato che vengono ripresi i campionati professionistici, quindi la Lega di A, la Lega di B e la Lega di C. Anche la Lega di C farà i suoi playoff e farà i playout, sia i playoff per decidere la quarta promossa in Serie B e i playout per decidere, diciamo, le squadre che debbono scendere in interregionale. Bene, ci basta questo per il momento, Presidente, di come primo approccio su quella che è la situazione del calcio. Qual è invece la situazione del basket, Presidente Moncada? Ma noi il campionato si è fermato proprio appena si è avuto il riregio del Covid, di fatto si è chiuso lì. La federazione delle divisioni di salire, c'è la nuova organizzazione dei campionati per il prossimo anno, anche se ci sono ovviamente notevoli dubbi legati al fatto che non si sa quando si potrà iniziare a giocare dentro i palazzetti. Per quanto ci riguarda, l'anno scorso per noi è stato un anno, come dire, veramente molto bello, peccato sia finito in quel modo, ma quando ci sono queste situazioni ovviamente passa tutto in secondo piano, secondo me. E comunque questa esperienza dell'anno scorso, come dire, come avete anticipato prima, sicuramente ha portato una riflessione mia personale, quella di dare spazio a nuove leve, per cui io sarò lì sempre a bordo campo per vedere la partita, però ci sono voglio dire, a rappresentarmi, perché ovviamente il grosso della organizzazione fino ad oggi è in mano alla nostra società. E quindi Salvatore Moncada da presidente a Ultras, dai. No, vabbè, ma voglio dire, penso che sia anche giusto che ci sia un diverso entusiasmo. Io quello che dovevo provare l'ho provato in questi 20 anni, il basket, i 20 anni che tra l'altro poi c'erano 3-4 anche molto tempo prima di presidente, e penso di essere arrivato dove oltre non posso andare. Per cui bene, continueremo a parlare di basket. Adesso vediamo e facciamo un po' il punto della situazione della pallavolo in generale e in particolare della SEAP Dalle Cardillo Aragona. Nino Di Giacomo. Sì, innanzitutto buonasera a Toto Mongada, Giovanni Castronova, a Santino Lopresti, a te caro Giuseppe e all'amico Carmelo Lentini. La situazione nostra è uguale alle altre società che cercano di riprendere fiato e di iniziare a predisporre il budget per la prossima stagione. La situazione non è di quelle più rosee, anche perché assistiamo e vediamo che continuamente il nostro ministro ci inonda di decreti di aiuti per lo sport, però in fondo poi alle società arriva poco e niente, perché se volessero veramente fare un sostegno alle associazioni dilettantistiche bisogna fare 2 o 3 cose per rimettere di nuovo tutto il sistema in movimento. La prima è quella che ritengo necessaria, è elevare la soglia dei rimborsi da 10.000 a 25.000 euro per evitare di non pagare le retenute di acconto. Poi un'altra manovra che dovrebbero fare è quella del credito d'imposta sulle sponsorizzazioni, così un po' le imprese e le aziende daranno sicuramente un aiuto alle società sportive. Bene, parleremo di questo più approfonditamente, scusa se ti interrompo Nino, per dare subito un assaggio anche abbiamo parlato del calcio insomma in generale, lo parliamo direttamente con una società che insomma aveva iniziato un bel percorso nel campionato e tutto ad un tratto, arrivederci e grazie. Giovanni Castronò. Vabbè, si è fermato il mondo, è normale che si debba fermare pure il calcio. Innanzitutto grazie per l'invito Giuseppe, buonasera a tutti i graditi ospiti che sono peraltro miei amici. Niente, si è bloccato sul più bello perché sai, in una stagione nuova dove avevo preso questa compagine
il 23 giugno dell'anno scorso avevo preso una scatola vuota in promozione, si chiamava Olympic Aggregates. Nel volgere di pochi mesi abbiamo costruito una squadra, penso, degna del campionato d'eccellenza, degna della città di Agrigento. Abbiamo allestito alla meglio una società, è ritornato il pubblico allo stadio e c'era tutto l'entusiasmo, quantomeno, per disputare i playoff. Tra l'altro, alla vigilia dell'emergenza Covid avevamo pure cambiato allenatore, che è Gaetano Longo, che purtroppo non ha potuto mai esordire nella panchina, quindi c'erano tutte le componenti per un finale di stagione scoppiettante, però quando si ferma il mondo è giusto che si fermi pure il calcio. Bene, Adesso, parleremo allora di quello che certo, state programmando per la ripartenza del prossimo campionato, se questo finisce, come finisce, magari ce lo dirà anche poi il presidente Lopresti. Voglio fare intervenire anche il mio collega Carmelo Lentini, che lui insomma di sport ne mangia più del pane. Carmelo, e non gestendo lo sport, che fa? Si è fermato il tuo giornale? Assolutamente no. No, non si ferma assolutamente, ci sono sempre delle indiscrezioni da pubblicare, e anche perché bisogna avere un contatto costante anche con i tifosi, che vogliono sapere che cosa sta facendo il calcio, cosa sta facendo la pallavolo, cosa sta facendo il basket. Diciamo che le cose da qualche giorno a questa parte mi sembra che stiano migliorando. Io sto parlando dal punto di vista sanitario. C'è stata quella battuta fatta dal virologo che ha detto che clinicamente questo virus non esiste più, anche se io sono convinto invece che la bestia è sempre nascosta e pronta a colpire, quindi bisogna stare sempre cauti. Certo, non è l'emergenza di impatto che c'è stato prima, perché adesso chi viene colpito da questo virus e viene ricoverato nei vari reparti, ecco, i medici sanno come intervenire per cercare di tamponare. Comunque, ritornando, Carmelo, tu hai tema, avuto sentore, insomma, di parlare anche, diciamo, non solo con calcio, basket e pallavolo, ma anche con gli altri sport, magari anche sport, diciamo, singoli, senza di squadra, sport individuali, con qualche atleta, con qualche società, insomma, che ti hanno magari esternato le loro preoccupazioni, ma soprattutto anche la loro voglia di ripartenza. Diciamo che sono stati tutti penalizzati, tutte le discipline che fanno parte di questo sport. Ma io sto parlando per esempio di nuoto, le piscine chiuse, anche il tennis, che è uno sport individuale, purtroppo si è dovuto anche fermare. I ragazzi che vanno a mare, per esempio, con le tavole, anche loro si sono dovuti fermare. Cioè, diciamo che c'è stato uno stop generale. Ora, piano piano, si dovrebbe riniziare, perché è giusto che sia così, bisogna ritornare alla normalità. Ma è chiaro che ci vuole la buona volontà da parte di tutti, iniziare con delle dovute cautele e poi vediamo un po' cosa ci riserva il futuro. Io sono ottimista. E spero ottimisti veramente, lo dobbiamo essere tutti, a prescindere dallo sport. Ma sicuramente, sai, tutti i giorni noi apriamo la televisione e non si fa altro che parlare di deceduti, di guariti e di colpiti dal virus. Ora ci vogliono cose che possano un pochettino rianimare anche l'animo di tutti gli sportivi, ma della gente. Bene, poi Carmelo, piano entreremo poi nelle varie cose. Certo, preparati naturalmente, perché il tuo compito di giornalista è anche di interrogare i nostri ospiti. Allora, Presidente Lopresti, dicevamo che se le serie maggiori già potrebbero definire la fine del loro campionato, ritornando a giocare, quindi a conquistare promozioni o retrocessioni sul campo, come sarà insomma in prima categoria, in eccellenza, in promozione? Avete già deciso, prospettato, o ancora la cosa è in itinere? Allora, noi abbiamo definito le questioni che riguardavano chiaramente la Serie D e l'eccellenza. In particolare abbiamo definito, per quanto ci riguarda, che va sottoposto al Consiglio federale, perché è bene dirlo questo, le decisioni le piglia il Consiglio federale. Voi avete visto cosa è successo per la Lega di Serie C, per la Lega Pro, che avendo fatto alcune scelte, il Consiglio federale invece non le ha accolte.
Noi abbiamo proposto, ad esempio, che le prime di ogni girone di interregionale fossero promosse e che le 4 di ogni girone di interregionale retrocessero per favorire le 27 società di eccellenza, le 28 società di eccellenza, più i 7 ripescaggi e più la Coppa Italia, la vincitrice di Coppa Italia. Quindi conservare i 36 posti che spettano ai campionati di eccellenza che sono gestiti a livello regionale nella Serie D. È chiaro che questo noi l'abbiamo chiesto, e poi abbiamo chiesto al Consiglio federale di dare autonomia ai comitati regionali per governare dalla retrocessione di eccellenza a tutti i campionati di promozione fino al campionato del settore giovanile scolastico che vengono organizzati dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Aspettiamo il Consiglio di giorno 8, giorno 10 penso che fatto il Consiglio federale, giorno 10 faremo un Consiglio di Lega e piglieremo queste ulteriori decisioni che riguardano tutti i campionati regionali e decideremo pure su alcuni degli interventi di tipo economico, di aiuto, anche non solo finanziario e di regolamenti, da sottoporre, diciamo, per aiutare, da sottoporre al Consiglio per aiutare le società, perché diceva Giovanni, giustamente, se è fermato il mondo si ferma tutto, però questo dobbiamo considerarlo, perché le società sono società che pensavano di fare un campionato, quindi c'è stato chi, come dire, non ha potuto portare fino in fondo quello che era la propria programmazione. Non lo so come sarebbe finito e come sarebbe andato. E però se io penso, ad esempio, che sono fatte delle economie, io penso nel campo delle assicurazioni, perché per alcuni mesi i nostri calciatori non hanno, diciamo, giocato. Sono fatte delle economie per quanto riguarda gli arbitri, per quanto riguarda il livello regionale siamo riusciti ad ottenere che a livello regionale il contributo per lo sport dilettantistico e non per il calcio, grazie al presidente del CONI, al presidente D'Antoni, bene, il contributo fosse confermato per l'anno 2018-19 e per l'anno 19-20, anche se il campionato non andasse a termine. Stiamo lavorando perché le società che fanno richiesta dei 25.000 euro, voi sapete che c'è questa richiesta che fino a 25.000 c'è la copertura totale dello Stato, bene, anche le società dilettantistiche sono state ammesse a questo contributo da parte del credito sportivo, quindi con un finanziamento del credito sportivo, ma stiamo vedendo di far passare una norma che è inserita nella finanziaria regionale, che voi sapete che le società non sportive al momento, che ottengono un contributo di 25.000 euro, la finanziaria regionale prevede un contributo a fondo perduto di 7.000 euro. Bene, il presidente D'Antoni sta lavorando con l'IFIS, a cui è demandato questo compito, di far sì che se una società ottiene da parte dell'Istituto del Credito Sportivo 25.000 euro, bene, anche le società dilettantistiche sportive vengono concesse queste 7.000 euro. Quindi una serie di iniziative, come diceva Nino Di Giacomo, di sostegno alle società dilettantistiche, anche sull'iscrizione, su quello che deve essere il nuovo campionato, perché noi ad oggi pensiamo che tutto, come dire, siamo convinti che il dopo sarà diverso dall'oggi, che, come dire, il domani sarà diverso da quello che è oggi. Però pensiamo che questo riguardi gli altri, questo riguarderà tutti, riguarderà singolarmente ognuno di noi, riguarderà le società sportive, le società di capitale, le società quotate in borsa, cioè il mondo, la vita sarà diversa da quella che è oggi. Se, come dire, sappiamo comprendere questo cambiamento, probabilmente, ecco, quello che può sembrare un disastro potrebbero anche essere delle opportunità. Noi lavoreremo perché il mondo dello sport, il mondo del calcio per quanto ci riguarda, ma penso il mondo dello sport continua ad avere il suo ruolo sociale. Noi questo svolgiamo, le società dilettantistiche svolgono un ruolo sociale che spesso i comuni non riescono a realizzare per carenza di risorse o altro. E come dicevi, Presidente, c'è questa bella piramide che porta i bambini proprio dall'età prescolare, insomma già dai 10 anni in su a diventare, speriamo, dei grandi campioni. E quindi, ancora... dire, sì, prego. Noi stiamo lavorando in questo senso, ma quello che vedo, come dire, è che se insieme, ecco, se in questo momento, perché così come vi sono le opportunità nei momenti di difficoltà e quindi si possono superare se si sta uniti insieme, vi sono anche coloro che tentano, come dire, al solito poi di approfittare di questi momenti, ma questi, ecco, penso che vengono emarginati.
se rimane compatto il sistema dello sport, lo diceva Nino, perché ad oggi noi non abbiamo ottenuto grandi cose. Se ricordiamo, pochi giorni fa fu approvata una finanziaria di 55 miliardi. Parliamo di un intervento da parte, non una finanziaria, un intervento da parte dello da parte dello Stato che coinvolge 55 miliardi. Io non ho sentito ancora, come dire, le risorse che sono state allocate per lo sport, perché e quindi probabilmente, ecco, bisognava anche lì pensare, se noi, come si pensava all'inizio, si ottenevano 400 milioni, che su un intervento di 50 miliardi non mi sembra cosa grossa, 400 milioni per le società dilettantistiche, bene, io penso che avremmo fatto, come dire, una grande cosa per quanto riguarda il settore sportivo. Perché anche in questi giorni abbiamo visto che, per esempio, per fare proprio il discorso dell'unità che diceva il presidente Lopresti, anche nel mondo dello spettacolo si è avuta questa protesta nel dire, insomma, noi siamo qui fermi, ancora non c'è previsione di ingresso. Presidente Castronovo, Giovanni, ti soddisfa quello che ha detto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, anche se, insomma, per quanto riguarda il tuo campionato ancora sembra che la decisione finale su chi sale, su chi scende non è ancora pronta? Ma a prescindere dall'amicizia, io penso che il calcio siciliano, il calcio nazionale è in buone mani, perché se ci sono persone che ci governano come Sandro Morgana e come il presidente Lopresti, penso che siamo in buone mani, perché sono delle persone che hanno fatto calcio, sanno dove mettere le mani e sanno gli interventi da adottare. Quindi sotto questo profilo Santino è una garanzia, come lo è Sandro. Detto questo, poi bisogna vedere nello specifico quelli che saranno i provvedimenti che verranno adottati per le varie categorie. Io in separata sede ho espresso, diciamo, la mia idea anche nell'ottica giuridica, perché ricordiamoci che questi provvedimenti, qualora non si volessero impugnare dinanzi all'autorità sportiva, e nessuno penso che li impugnerà, certamente si potranno impugnare dinanzi al TAR, perché già questa vicenda ovviamente ha in sé degli elementi per instaurare un contenzioso. Il primo è dato dal fatto che non ci è consentito, per colpa di nessuno, però non ci è consentito di finire un campionato, e dunque se la prima in classifica verrà promossa, si impedisce a quelli che stanno dietro, con 6 giornate alla fine, di poter eventualmente ribaltare il risultato sportivo maturato. Quindi c'è una perdita di chance notevole che legittimerebbe un ricorso al TAR. Ma se però, e questo l'ho espresso affettuosamente a Sandro Morgano, la Lega dovesse fare una seconda scelta, che sarebbe quella di dare la possibilità solo alle seconde di effettuare la domanda di ripescaggio, ci sarebbe un altro ricorso al TAR, perché io che sono nei playoff, e io fino a quel momento ho perso una partita, quella di Favara, che mi è costata il secondo posto, ma vale anche per la San Cataldese e vale anche per il Geraci, io che sono nei playoff, chi lo dice che vincendo tutte le partite non potevo andare in Serie D? E allora, quantomeno, per cercare di venirci incontro reciprocamente, che sia data la possibilità di effettuare il ripescaggio a tutte le società che al momento della chiusura del campionato siano in zona playoff. Allora in questo caso c'è una chance allargata a tutte, e quindi anche la possibilità di ricorso al TAR si assottiglierebbe. Questo potrebbe soddisfare tutto il movimento sportivo, perché noi comunque stiamo cercando, tra tutte le difficoltà che ovviamente la situazione contingente comporta, di intanto chiudere la vecchia stagione, perché è giusto onorare gli impegni con chi ha sudato la maglia, e mi riferisco ai calciatori, al settore tecnico e a chi ha lavorato dietro le quinte, ma poi grazie anche a degli interventi esterni di imprenditori che si sono appassionati al nostro progetto e che vengono dal nord, provare a appunto avanzare richiesta di ripescaggio o ammissione al campionato superiore, sarebbe la Serie D, perché il nostro progetto deve andare avanti affinché Agrigento torni nelle categorie calcistiche che ci competono. Torniamo un po' indietro, Giovanni, come sono stati questi quasi 3 mesi, insomma, di blocco? Hai sentito con i tuoi giocatori, vi siete parlati, insomma, avete un po' discusso, vi siete angustati, insomma, dice qualcosa, qualche piccolo aneddoto magari che...
Intanto ti dico che vedere una partita in TV, qual è il calcio tedesco che per adesso c'è, già è una bella emozione. Io adesso pagherei davvero una somma cospicua per sedermi in una tribuna e vedere dal vivo una partita di calcio, perché chi vive di questo capisce bene che ti manca l'adrenalina del campo, la tensione della domenica e il pre-gara, eventualmente la gioia e l'amarezza del fine partita. Fa parte della vita e questo ci manca. È normale che ci siamo sentiti un po' con i giocatori, con Gaetano Longo, soprattutto con Russello, con Ernesto ci confrontiamo quasi giornalmente e abbiamo fatto una specie di countdown per poterci intanto rincontrare e poi poter riprogrammare la nuova stagione, perché sin da subito comunque abbiamo capito che sarebbe stato un'utopia pensare a riprendere la stagione, però dobbiamo cercare soprattutto una cosa, di non far assopire l'entusiasmo che si è svegliato negli agrigentini e quindi dobbiamo usare un effetto moltiplicatore affinché questo entusiasmo vada ulteriormente incrementato anche con la conquista, seppur a tavolino, di una categoria superiore che penso comunque la città di Agrigento meriti. Bene, prima Giovanni, di continuare e parlare con gli altri sport, sì, Carmelo, un attimo ti do subito la sì. parola, devo avere l'obbligo della pubblicità, meno di un minuto e ritorniamo di nuovo in onda. Io resto a casa e studio online. Scelgo tra i 49 corsi di laurea e l'ampia offerta formativa dei master e degli esami singoli integrativi, oltre che 24 CFU necessari per diventare insegnante. Ho tutto online, lezioni, tutor ed esami. Tutto questo grazie al consorzio universitario Unicurs e all'università e campus. Iscriviti online o informati allo 0922 65 16 72 o visita il sito unicurs.it. Bene, rieccoci ancora in onda. C'era Carmelo che voleva fare cosa? Una domanda, Carmelo? No, più che una domanda, do una informazione, ma penso che Giovanni Castronovo è informato. Cioè, lo stadio praticamente è stato sanificato per la seconda volta. Non so se tu eri al corrente, Giovanni. Sono sempre al corrente, pur vivendo a Palermo so tutto e devo dire anche che paradossalmente, grazie all'intervento appunto di maestranza del comune, neppure il terreno di gioco è in cattive condizioni. Basterà semplicemente effettuare un'opera di taglio dell'erba in maniera tale che ad oggi, se ci fossero le condizioni, si potrebbe pure giocare. Quindi comunque va dato onore e merito al comune di Agrigento, che ha preservato in buono stato lo stadio, anche perché dovrebbe costituire un bel biglietto da visita all'imprenditrice milanese Sonia Giordano, che l'ultima decade di giugno dovrebbe venire in città, fare un sopralluogo, e quindi presenteremo il nostro impianto con un bel maquillage e non in stato d'abbandono. Bene, io volevo che poi questo lo riservassi dopo, insomma, il futuro, quello che succederà da qui in avanti. Lo hai anticipato? No, vabbè, no. Allora, ritorniamo invece alla pallacanestro, questa decisione del presidente Salvatore Moncada, insomma, credo che sia anche nella normalità delle cose dopo tanti anni. Ci fai però un attimo un po' il film di quest'ultimo campionato che la tua Fortitudo ha vissuto? Noi ormai negli ultimi anni abbiamo tentato, alla luce dell'esperienza fatta di questo campionato, di farlo in un modo, come dire, compattando sicuramente i costi. Ovviamente siamo passati da budget che attorno al 1,3 milioni, siamo attualmente a budget attorno a 900.000 euro, quindi abbiamo fatto un buon lavoro. Però purtroppo negli ultimi anni, non solo negli ultimi anni, naturalmente a parte gli spettatori, che io ringrazio sempre, è un piccolo, come dire, gruppo di sponsor di piccola dimensione, ovviamente non si è innescato quel fenomeno di far appassionare altri imprenditori dell'area, per cui anche alla luce di un fatto che ovviamente voi comprendete, io 20 anni mediamente avrò speso circa 15 milioni di euro come basket, e ho ritenuto che avevo anche una responsabilità morale nei riguardi soprattutto della mia azienda, di tante altre cose, per
di portare le nostre sponsorizzazioni a una dimensione, come dire, sostenibile. Tenete conto che oggi una sponsorizzazione di 300.000 euro per chi fa sport sa benissimo di che cosa si tratta, per cui ho deciso di mettere un tetto alle sponsorizzazioni aziendali e ovviamente in questo contesto ci voleva forse qualcuno più effervescente di me nel darsi da fare, nel tentare, come dire, di coinvolgere altre situazioni. Per cui ho dato spazio, come dire, ai giovani in famiglia, anche perché voglio dire, non è che ci siano nel nostro CDA, è stato un CDA familiare, per così dire, e con l'intento che anche loro facciano tutte le attività che sono più idonee per poter allargare questa base, ma a prescindere di questo, voglio dire, sicuramente ho dotato la società di una sponsorizzazione che tranquillamente gli permetterà di fare una Serie B, anche se alla luce di notizie che ci sono oggi di ampliamento probabilmente del credito d'imposta, probabilmente quella che oggi è un mio tetto potrebbe diventare un tetto un pochettino più alto, perché ovviamente io quello che voglio uscire da tasca voglio uscire sempre nella medesima maniera, anche se ci sono degli incentivi o delle cose aggiuntive che penso dureranno nell'arco di un anno. Il contributo di Moncada non mancherà sicuramente. E volevo un po' vedere quello che dice il giornalista Lentini, perché il gigante, insomma, è amato sia da Agrigento che da Porto Empedocle. Carmelo. Vorrei tornare indietro prima per parlare con il presidente Moncada. Raimondo Moncada, suo papà, era un dirigente dell'Acragas. O ricordo male? No, io non so, mio padre è morto avevo 10 anni, sicuramente era un terzino che ha giocato sia nell'Acragas che nell'Agrigentina e anche nell'Empedoclina, per cui era uno amante del calcio, sicuramente. Se fosse diventato dirigente non lo so, perché onestamente ero piccolo. Io ricordo le foto che tra l'altro Andrea Carisi negli anni scorsi omaggiato, mi ha portato fino in ufficio, ecco, di questo giovane che poi se n'è andato, viene per l'Euro a 37 anni, era un amante del calcio sicuramente in modo sfegatato, ecco, da questo punto di vista. L'ho voluto sottolineare anche perché la tradizione Moncada è abbastanza antica. Non è che dall'oggi al domani Salvatore Moncada ha pensato di fare il basket e ha iniziato. C'era una base sportiva, questo sicuramente. Tra l'altro, quando è stata presa questa decisione, io personalmente ho pensato che potesse fare parte di una programmazione, ecco, di una programmazione di Salvatore Moncada, cioè fare crescere il giocattolo, raggiungere l'obiettivo di avere una struttura dove praticamente lanciare, ecco, l'amore verso questa disciplina molto importante, e che poi piano piano, crescendo il basket, sarebbe cresciuto come è cresciuto anche il figlio, ed ecco che tutto si è svolto per come era giusto che fosse. Lei è d'accordo? Faceva parte di una programmazione questa decisione? Non c'è dubbio, io ragiono come imprenditore, per cui in passato mi si diceva perché non compri il titolo? Comprare il titolo è la cosa più facile di questo mondo. Il problema è che poi uno, quando deve realizzare una struttura, deve fare le esperienze nei campionati, deve trovare le persone che stanno lì e avere capace. Noi l'anno scorso abbiamo cambiato un allenatore che era 8 anni che stava con noi, perché lui è andato via, non perché, e materialmente tutti pensavano che quello fosse una tragedia per noi. In realtà abbiamo messo un altro allenatore con gli stessi parametri, cioè, ovviamente si sono create quelle professionalità nel gruppo che materialmente pianoforte è qualcosa che, se non programmato, non vissuto, è uguale a qualsiasi lavoro, ecco, viene fatto male. In realtà vi posso dire, un momento fa chiedevate che cosa vi siete detti con i giocatori
al mio collega. Il nostro gruppo è un gruppo bellissimo, i ragazzi si sono, vista la difficoltà, voglio dire, si sono adeguati alle esigenze di un minor numero di mesi che si è giocato, senza nessuna fattispecie, nessuna storia. Cioè, l'idea è stata quella sempre di creare, dico, qualcosa di professionale, ma nello stesso tempo che non perdesse quell'animo di natura familiare da questo punto di vista. Vi devo dire che questi giorni ho chiamato in federazione per vedere se ci potevano dare più termine per l'iscrizione, per capire meglio come andavano determinate cose, e ovviamente il presidente mi ha detto, dice, ma guarda, voi siete una delle società che nel nostro campionato hanno fatto le cose più belle, in modo più serio. Non penso che sarà un problema fartelo dare, ecco, questo tipo di idea. Allora, questo è quello che abbiamo voluto creare, anche perché, come voi sapete, lo sport è solo nessuno ci guadagna, almeno nei nostri campionati, è solo un discorso di natura sociale, ed è bene che sia reso sostenibile in termini dimensionali da un territorio, perché se c'è un pazzo come Moncada che in un anno spende 1,3 milioni per una squadra, non è che ci sarà in continuazione. Pensare a budget che siano più convergenti al territorio consente di dare una continuità a questa società a 50 anni. Non volevo essere sicuramente io che creassi le condizioni per cui negli anni scomparisse, ecco. E quindi invece abbiamo lavorato su fare determinati passaggi, come anche quelli di cambiamento generazionale, che alla fine, come dire, danno anche una visione futura di questo gruppo, ecco. Bene, ci fa piacere sapere, insomma, che comunque la tradizione continua e va avanti. Ritorniamo invece alla nostra amata pallavolo. Io, insomma, a parte il fatto dell'amore fisico, no? Che mia moglie è di Aragona, quindi immaginate un po' che amore posso avere per la pallavolo. Tanti anni siamo stati qui al palazzo al Palasport di Favara, con grande entusiasmo per delle categorie veramente importanti. Come dicevo a Moncada, dico anche a Di Giacomo, ci fai un po' il film di quest'ultimo periodo della pallavolo Aragona, Nino? Riavvolgendo nel tempo, noi abbiamo finito di giocare con il blocco che la federazione ci ha imposto, eravamo primi in classifica e stiamo qua in attesa di vedere che fine faremo. Non è una bella situazione perché avevamo fatto un investimento notevolissimo. Il progetto è partito 3 anni fa, quando l'imprenditore Sergio Vella ci ha esortati di nuovo a ritornare nelle categorie che tanti anni fa, come dicevi tu, quando eravamo a Favara con la Serie A, avevamo abituato i nostri tifosi. E abbiamo salito gradino dopo gradino, dalla Serie C alla B2, dalla B2 alla B1, e quest'anno c'era la programmata Serie A, che purtroppo ci ha bloccati. Stiamo aspettando, nel mentre stiamo cercando di vedere che tipo di soluzione economica andremo incontro, e faremo il campionato, quello che la federazione ci porterà a fare. Carmelo, sì, io dicevo, vorrei fare una domanda a Nino. A Nino vorrei fare una domanda. Siete stati trattati malissimo dalla federazione, e di questo ne sono più che convinto, perché non si possono interrompere così improvvisamente i campionati, specialmente nei confronti di quelle società che cammin facendo avevano investito un mare di soldi, e non si vedono molto spesso società che durante la stagione continuano a investire con l'arrivo di nuovi allenatori, di nuove giocatrici. Cioè, diciamo che questa è una faccenda ancora tutta da chiarire, Nino. Sì, è stata troppo leggera, lo aveva detto anche l'amico Santino Lopresti, che la federazione è stata molto precipitosa nell'emettere le sentenze, perché ci poteva stare la sospensione, ma non sono stato d'accordo sull'approprio
tagliata finale che poi hanno dato. Basti pensare che molte società come la nostra si sono trovati ad essere prime in classifica, e poi la rabbia che spero giorno 9 o giorno 8, che c'è la rielezione del nuovo CDA della Lega, si ridiscuta sul discorso, perché la Lega, per essere chiari, aveva anche proposto il non reintegro delle squadre della P1, cioè a dire aveva salvato tutte le società di Serie A dalla retrocessione, e per giunta ha imposto il non reintegro delle squadre che provengono dalla B1. È una partita tutta aperta che speriamo di qua a qualche giorno, ecco, riusciremo almeno a piangere con un occhio. Grandi responsabilità ci sono, Presidente Lopresti, sulle leghe, sulle federazioni, su chi insomma gestisce lo sport e non solo il calcio, diciamo così, dal punto di vista burocratico e politico. Tra un po', insomma, voi vi sentite, vi raccordate, vi comunicate, insomma, o vi sciarriate, diciamola chiara. No, non c'è penso da acchiapparsi, perché nel momento di grande difficoltà come questa io invece penso che il dialogo per trovare, Giovanni poco fa, io lo ringrazio per le parole dette nei confronti di Sandro, però io lo dico perché noi siamo delle persone, come dire, fortemente responsabili, e anche il Consiglio nelle sue scelte decisionali che farà giorno 10 non può non tenere conto, come dire, di equilibri, di quello che avviene nei vari campionati, perché Giovanni ha detto delle cose che sono perfettamente condivisibili e che vanno, come dire, fermo restando che poi lo scontento ci sarà sempre, però quando tu ti fai carico del maggior numero di problemi che le società ti pongono, io penso, come dire, che alla fine ci saranno gli scontenti, ma saranno i meno possibili. Quindi io penso invece che l'unità sia importante. Nino diceva delle cose poco fa, ecco, come tu puoi dire, vabbè, cristallizziamo a certi livelli, poi non dai la possibilità, o puoi anche bloccare, però purché garantisci che chi stava facendo un percorso di promozione ci vada. Per un anno si possono anche fare deroghe al numero delle società partecipanti, poi lo riassetti fra qualche anno, fra un paio di anni, anche perché non è detto che tutte le società che l'anno scorso c'erano quest'anno si iscriveranno, può darsi che alcune avranno problemi, e come dire, quindi noi ancora non abbiamo provato, ecco, al di là di Moncada, di Totò che dice voi siete una società, e lo è perché hanno una programmazione, hanno un gruppo serio, hanno persone serie, quindi programmano, non improvvisano tutto quello che deve essere, diciamo, programmato, perché una società può andare avanti se in quanto è programmata. Mi fa piacere quando lui parla delle esperienze anche dei dirigenti, perché quando da me vengono e mi dicono Presidente, io voglio scrivere in eccellenza, ma gli dico, ma guardi, lei sbaglia a pensare all'eccellenza, lei deve partire dalla terza categoria, perché è da lì che deve formare, non solo deve formare il gruppo, deve formare i dirigenti, li deve educare, perché non è vero che fare un campionato di terza categoria sotto l'aspetto della gestione è lo stesso di fare un campionato di eccellenza, o fare un campionato di eccellenza, fare un campionato di Serie D. Bene, io voglio dire una cosa, talvolta, ecco, le federazioni pensano che le categorie inferiori, vabbè, ecco, è come quando dicono a me, ma Presidente, vabbè, era una partita di terza categoria, ma che vuol dire? Chi si iscrive alla terza categoria, per lui è la Serie A, cioè chi si iscrive alla terza categoria partecipa a quella categoria perché ritiene che quella sia la categoria, come dire, che lo appassiona, perché quello può essere, perché mette assieme nel paese, come dire, le energie, mette assieme la passione, l'appartenenza, l'intervento sociale, tutto quello che volete. Quindi ogni categoria va, come dire, valutata, ogni livello. Quindi ecco, una federazione, una lega diventa seria quando è in grado di farsi, anzi io dico, carico dei problemi dei più piccoli, perché i più piccoli sono quelli che hanno bisogno, dei grandi ne parlano i media, ne parlano le televisioni, i problemi li vengono, come dire, affrontati in altri modi, e forse probabilmente trovano soluzioni ben più. E i piccoli hanno proprio bisogno di ritornare sul campo, hanno bisogno di avere il contatto con il pallone, con l'allenamento. Questo dobbiamo aspettare ancora un po' di tempo?
Io penso di no, noi il giorno 10 decideremo, penso anche, come dire, la nuova stagione, perché questa che si è chiusa ormai si chiude, e bene, e però le società hanno bisogno di sapere come organizzarsi, come programmarsi. Noi pensiamo di programmare l'inizio così come era l'anno scorso, anche perché si dice che ad ottobre, qui ormai gli scienziati, mi pare che i virologhi e gli infettologi sono diventati come quando c'è il campionato del mondo, che abbiamo 60 milioni di tecnici. Qui ormai ogni giorno abbiamo infetologi, virologi che ne dicono tutto, il contrario di tutto, quello che dicono la sera non c'è la mattina. Bene, io non lo so come sarà, però noi immaginiamo di poter ripartire in un periodo che sia simile a quello dell'anno scorso, perché se per caso quello che ci dicono che in autunno ci sarà un ritorno, questo è quello che si dice, poi assistiamo a fatti come Zangrillo che dice che sotto l'aspetto clinico probabilmente ha ragione, visto che lui è sul campo, questo virus ormai non è, come dire, aggressivo come deve prendere, però dobbiamo capire che se per caso ci fosse una sospensione, ecco, dobbiamo anche avere i tempi per farlo, perché io penso che come dire, l'UEFA quest'anno ha preso delle scelte, ha allungato, come dire, la fine dei campionati, ha rimandato il campionato europeo, però questo non penso che potrà avvenire ogni anno. E allora noi abbiamo il dovere di organizzare, di far capire, di dare delle, come dire, delle indicazioni certe alle società, perché così chi decide di riprendere, e mi auguro che sia il maggior numero possibile, perché noi sosterremo e saremo veramente vicini. Quando lo diciamo non lo diciamo perché vogliamo fare uno slogan, le società dilettantistiche, almeno quelle calcistiche, non saranno lasciate sole, ma noi saremo presenti e daremo una serie di, come dire, di indicazioni e di interventi già dal 10, come dicevo, dal Consiglio del 10 giugno. Bene, devono avere però certezza di organizzare, perché poco fa diceva Giovanni, noi qui abbiamo anche, come dire, a livello societario presenze e interventi e impegni che vengono, diciamo, da un certo livello e che vogliono fare delle cose importanti. Allora noi non possiamo lasciare dare all'improvvisazione, ma dobbiamo dare certezza alle società in modo che possano programmare anche il futuro prossimo. Certo, anche perché molti degli sponsor, insomma, molte società, molte ditte che vogliono investire o comunque dare il proprio contributo hanno bisogno di certezze su quello che sarà il campionato, anche perché, insomma, Presidente Castronovo, reperire fondi in un territorio un po', insomma, debole come il nostro non credo che sia tanto facile. Forse per questo arriva la milanese a fine giugno, no? Dico la battuta, dai. No, la cosa strana è proprio questo, che oltre a questa imprenditrice milanese che magari spinta anche dalle bellezze artistiche di Agrigento, operando nel settore turistico, vuole sposare il progetto calcistico, ma c'è un altro imprenditore che ovviamente per ovvie ragioni non posso svelare né chi è né comunque dare comunque un identikit, che si muove su un territorio sempre della Sicilia, che comunque è stato nell'orbita del calcio nell'ultimo anno, che non è un agrigentino. Allora il problema che mi pongo è: ma perché gli agrigentini non si avvicinano all'Agragas, devono venire gente da fuori? È veramente paradossale. Poi ci si lamenta quando ovviamente c'è la colonizzazione, vengono, diciamo, altri personaggi da fuori, poi magari con risultati non proprio grandiosi. Per cui questo appiattimento da parte dell'imprenditore agrigentino spero che possa essere superata, perché comunque noto che la domenica trascorrere un'ora e mezza in sana compagnia di amici e a tifare Agrax piace a tutti, però nel momento in cui uno chiede un contributo, quantomeno un sostegno morale e anche psicologico, nel senso di avere vicino più persone qualificate in società, c'è un po' di ritrosia da parte degli imprenditori, ed è assolutamente strano tutto questo. Quindi speriamo che anche queste persone che entrano e che comunque fanno parte di questo progetto possano indurre qualche agrigentino a rompere gli indugi e far parte, perché alla fine io dico sempre che una società deve essere composta anche da tante persone, perché tanti piccoli contributi costituiscono, diciamo, una goccia nell'oceano, forma grandi cose. Peraltro, facendo una battuta e riallacciandomi al discorso che faceva Totò Moncada, dico, dato che c'è sangue di calcio in famiglia, visto che il papà aveva questa vocazione,
Totò, capisci bene a cosa mi posso riferire. La tua presenza sarebbe gradita e potrebbe dare ulteriore lustro alla nostra società. Io vi avrei dato il cuore, però come avete sentito nei miei anni del basket non ho, come dire, non ho lesinato risorse. Poi sapete, ogni bilancio deve avere una sua logica. Una cosa che io per esempio non ho detto nei comunicati stampa relativamente a questo discorso, l'Agenzia delle Entrate materialmente ha emesso più volte comunicati in cui dice che la sponsorizzazione deve essere finalizzata ad un effettivo beneficio di natura commerciale per la propria società. Io non penso di avere, come dire, fatto questo con la mia sono stato sono andato tanto oltre questo, ecco, per essere molto chiaro. Come si fa oggi a dimostrare in un momento in cui materialmente le risorse sono sempre meno e uno, voglio dire, destina una buona fetta dei propri utili aziendali, perché ovviamente non è che io guadagno 15 milioni l'anno, ecco, per essere molto chiaro, per cui dice una piccola fetta, una buona fetta dei propri utili l'anno a un solo sport, tra l'altro, ecco, perché come giustamente mi richiama qua l'amico Castronovo, diceva fatti vedere, e io lo farei con molto piacere. Ovviamente poi nel passato mi pare qualche piccola cosa che ci avete chiesto e noi lo abbiamo poco, ma lo abbiamo fatto. Cose piccole, perché purtroppo come si dice, la pendola è quella, cioè non è che alla fine si riesce a fare tanto di più, specie alla luce del fatto che oggi anche dal punto di vista aziendale le aziende sono controllate in maniera non banale. E voglio dire, queste direttive continuano anche con questo allargamento che tutti stiamo sperando. Comunque, Presidente Moncada, tramite Target qua Castronovo vi ha chiesto il finanziamento, poi ve la vedete voi, oppure l'ingresso. Non è proprio un finanziamento, già la presenza, la vicinanza di Totò Moncada potrebbe qualificare poi lo sceglierebbe lui la forma, dico non è quello, ma già se venisse anche la sola persona qualificherebbe la società, questo è il concetto. Carmelo Lentini, dimmi Presidente Lopresti, sì. Non solo, ma si riallaccerebbe a una sua, come dire, al papà, al padre. Esatto. Infatti la premessa era questa. La premessa era questa, infatti. Moncada, lei è stato circondato, Moncada, è stato circondato. Sto toccando sul debole. Carmelo Lentini, come diceva il presidente Castronovo, è così difficile che l'Agrigentino si innamori della società e non si innamori della squadra, e che ha bisogno di che cosa per entrare in prima persona, tu che segui l'Agragas da decenni. Perciò io ti faccio una confidenza. Nei miei documenti... Lo sentono tutti però questa confidenza, Carmelo. No, ma è bello anche farlo vedere. Ecco. Cioè, io ho trovato un certificato mio di vaccinazione del 1954-55 e c'era un bollino dove c'era l'Akragas, significa lo stemma dell'Akragas, e dove sotto c'era scritto Pro Akragas, cioè praticamente allora le marchette il comune le faceva pagare a chi faceva i certificati e tutto questo genere di cose. Poi mi risulta, attraverso le memorie storiche di chi non c'è più ma che è stato nel mondo dello sport, che allora l'Akragas era aiutata dai commercianti. L'unico aiuto che poteva dare il comune di Agrigento e poi chiaramente la disponibilità, la pulizia e tutte queste genere di cose. E grandi imprenditori nel contesto Akragas non ce ne sono mai state agrigentini. L'ultima esperienza è quella di Giavarini, che veniva dalla Bulgaria, però aveva purtroppo ha dovuto fare delle scelte lui, ma secondo me è stato anche costretto a fare determinate scelte, e mi auguro che gente sana come questa possa fare un passo indietro
perché il calcio ad Agrigento, io ho sempre detto, ho sempre sostenuto che si può fare calcio ad Agrigento e può diventare un bacino il più importante che ci può essere a livello del Mediterraneo. Abbiamo uno stadio eccezionale, ma è brutto perché manca l'illuminazione. Poi tra l'altro ci sono stati fatti degli aggiustamenti sempre grazie ai tifosi. Non so se vi ricordate quando ci sono stati giocatori, anche tifosi, a dipingere gli spalti, c'era grande euforia. Ora io questo dibattito questa sera l'ho trovato molto interessante e importante, perché malgrado tutto, malgrado il Covid, malgrado la grande crisi economica finanziaria che attanaglia l'Italia, ecco, i maggiori esponenti delle varie discipline sportive della città di Agrigento in cuor proprio hanno grande voglia di ripartire e ripartire bene. Lo ha detto il presidente Moncada, lo ha ribadito anche Nino Di Giacomo, lo ha ribadito anche Giovanni Castronovo. C'è questa grande voglia di riniziare nuovamente per portare un po' di lustro a questa città che merita sicuramente ben altre cose. Bene, siamo arrivati quasi alla conclusione della nostra canonica ora di Target. È sicuramente un dibattito, una discussione molto interessante che coinvolge tantissime persone, perché lo sport veramente è amato non solo da chi lo pratica, ma chi lo vede in televisione, da chi va allo stadio, da chi va al palasport. Io ho l'obbligo di mandare ancora una volta la pubblicità e dopo ci avviamo alle conclusioni e ai saluti. Ma dico ai miei gentili ospiti che è tradizione di Target nel salutare non dire grazie, arrivederci, grazie dell'invito, buone feste, eccetera eccetera. No, dovete farlo con, non lo so, una citazione, con un buon proposito, con un qualcosa che caratterizzi il vostro presente, il vostro futuro, e che naturalmente deve essere sempre positivo, perché noi, anche gli astemi, vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno. Quindi ancora 50 secondi di pubblicità e dopo via ai saluti. Io resto a casa e studio online. Scelgo tra i 49 corsi di laurea e l'ampia offerta formativa dei master e degli esami singoli integrativi, oltre che 24 CFU necessari per diventare insegnante. Ho tutto online, lezioni, tutor ed esami. Tutto questo grazie al consorzio universitario Unicurs e all'Università e Campus. Iscriviti online o informati allo 0922 65 16 72 o visita il sito unicurs.it. Rieccoci presenti. Allora, dicevamo i saluti per questo importante Target, veramente lo reputo importantissimo, che così ad inizio di giugno abbiamo portato avanti, con la speranza che subito palasport, stadi, insomma piscine, tutto quanto possa ritornare alla normale fruizione. Grazie della presenza e della partecipazione a Nino Di Giacomo e con lui a tutta la SEAP dalle Cardillo Pallavolo Aragona. Sì, in conclusione io direi che noi ci siamo, come ha detto Carmelo Lentini, assieme a Totò Mongata e a Giovanni Castronovo, per ridisegnare la ripresa, perché abbiamo assistito, ahimè, in questi giorni la chiusura di molti club sia di pallavolo che di pallacanestro, quindi esserci è importante. Con quali programmi, ecco, lo vedremo di qua a qualche giorno, ma la cosa più importante dopo questa chiusura totale che ha ridimensionato lo sport italiano e quindi anche il nostro sport agrigentino è essere ai nastri di partenza. Grazie a Giovanni Castronovo e con lui a tutta la società Acragas. Grazie Giuseppe, tu mi hai chiesto una battuta, allora dico che il gigante barcolla ma non molla, per cui alla luce di questo abbiamo superato anche la pandemia e allora ci riproponiamo con nuovo vigore, nuovo entusiasmo verso la nuova stagione. Io sono semplicemente
un ingranaggio di un motore ben più ampio. Posso fare la mia parte, però se mi supportano le persone che si sono dette disponibili prima del Covid, allora il progetto va avanti. Se dovessi rimanere solo, ovviamente farò le mie valutazioni, perché da solo non posso avere le forze per continuare. Quindi questo è importante, però la voglia stasera emerge a pieno titolo sia nel calcio, nella pallavolo, nel basket, sono i maggiori sport cittadini, anche perché, diciamolo chiaramente, all'Agrigento c'è molto poco. C'è poco svago, ci sono pochi interessi e quindi soprattutto per i giovani, quindi con la funzione sociale che lo sport può avere, la ripresa con grande vigore di calcio, pallavolo e basket può essere, diciamo, un ulteriore trampolino di lancio per la città dei tempi. Grazie a Salvatore Moncada che, se cede la penna della presidenza della direzione, forse impugna l'asta della bandiera per essere uno sfegatato ultras della Fortitudo. No, ma io ci sono più di prima, ecco, non è che materialmente voglio dire, voglio che ci Presidente, c'è tuo figlio Gabriele accanto a te, no? No, è a Palazzo no. Magari lo potevamo salutare. Io mi auguro, io invece dico una cosa diversa di quella che hanno detto i miei, non nel senso che non ci siamo tutti, ma sarebbe bello pensare a una polisportiva ad Agrigento, in cui, perché uno dei problemi grossi di Agrigento è che siamo tutti molto individualisti, ognuno di noi vuole creare la cosa più... invece io penso che una bella polisportiva sarebbe una cosa che in altre parti del mondo fanno tranquillamente e serenamente, sarebbe una condivisione anche delle risorse che ci sono sul territorio in modo adeguato, ecco, per essere molto chiari, e forse attirerebbero di più, c'è chi più ama più uno sport rispetto all'altro. Potrebbe essere un'idea per il futuro, ecco, da questo punto di vista. Bene. Chissà che una buona idea. Possa essere. Bene. Grazie a Carmelo Lentini, mio collega giornalista di Agrigento Sport. Grazie a voi, sicuramente questa è stata una trasmissione veramente, tra l'altro ben condotta anche da te, Giuseppe, e anche per la qualità anche degli ospiti che ci sono stati e che abbiamo avuto modo di conoscerlo ancora in maniera molto più profonda. Io mi auguro che lo sport tutto agrigentino possa decollare. C'è stato un momento in cui, ecco, io lo dico anche a Nino, lo dico anche a Moncada, lo dico anche a Giovanni, ci fu un momento in cui si usciva dallo stadio per andare a seguire la partita di basket oppure la partita di pallavolo. Erano tempi bellissimi. Mi ricordo un Acragas Palermo all'Esseneto. Finita la partita si andava direttamente a vedere una partita di pallamano, mi ricordo, che si giocava a Don Guanella. Ecco, Agrigento, malgrado tutti i guai che c'è a livello economico-finanziario, ha un popolo molto sportivo e qualsiasi disciplina va seguita. Io purtroppo, caro Moncada, io certe volte, essendo impegnato allo stadio, non ho il tempo materiale per seguirvi al palazzetto, però vi dico una cosa sola, che io vi seguo attraverso internet, attraverso la televisione, perché il basket mi piace, ma purtroppo se faccio una cosa non ne posso fare un'altra. Bene, comunque, grazie. In bocca al lupo a tutti. Grazie Carmelo. Il saluto e il ringraziamento del presidente di Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, Sandino Lopresti. Io saluto te, Giuseppe, saluto i cari ospiti, come diceva Carmelo, veramente ospiti di altissimo livello, perché parliamo, diciamo, ai vertici dei vari sport, e poi persone che negli sport, ognuno di loro, come dire, rappresentano veramente l'apicalità. Bella l'idea anche di Totò Moncada, perché non solo si possono meglio mettere assieme le risorse, ma si possono mettere anche assieme le esperienze, che sono importanti, per trasmettere le esperienze, diciamo, tra i dirigenti e perché no anche tra gli atleti. Se questo però deve essere, come dire, la ripresa, io penso che quello che abbiamo fatto stasera, che Agrigento, è sicuramente un esempio, perché ho visto tre grandi presidenti motivati,
che hanno, come dire, la voglia di continuare, ognuno nel proprio sport, di continuare. Bene, io che rappresento il calcio siciliano, il calcio dilettantistico, non solo saremo vicino a Giovanni, Agrigentino, voglio dire, come lo sono io, ma io saremo vicino a tutte le società. Questo ve lo dico non perché, come dire, ho l'obbligo di dirlo, lo dico con contezza perché da quello che stiamo studiando, da quello che stiamo pensando, noi vorremmo che nessuno si fermasse, non che non perdessimo la società, ma che nessuno si fermasse proprio per questo ruolo sociale che svolge, perché quando Totò dice io investo, agenzie, sono un pazzo, però Totò Moncada gli viene riconosciuto questo ruolo sociale, quello che ha fatto, quello che ha rappresentato per questa provincia, cioè essere un imprenditore, come dire, illuminato, un imprenditore come lo si era dopo la guerra. Noi abbiamo avuto una classe dirigente che oggi, io dico dirigenti in tutti i campi, nel campo della cultura, nel campo oggi ho difficoltà a poter pensare a una classe dirigente, da quella politica a tutti gli altri, che sia in grado di fare quei miracoli. Però io vedo Totò Moncada, vedo Giovanni Castronovo, che lo è sempre stato, delle volte vicino, delle volte lontano, e mi auguro, ecco, che attorno a Giovanni non facciano l'esperienza precedente. Ecco, Giovanni, che è un agrigentino, di cuore agrigentino, che veramente, così come Di Giacomo, Nino, che è sempre stato, ecco, questo è un mondo che gli agrigentini dobbiamo, come salvaguardare questo patrimonio. Non è gente che si vende ai calciatori, che ne fa un profitto. L'ha detto Totò Moncada bene, ma lo si può dire per Giovanni Castronovo, lo si può dire per Nino, e ve lo dico io che ho fatto il presidente, tra le altre cose, calciatore, ma anche il presidente della città. È solo volontariato, e poi alla fine ognuno di noi ci rimetteva quello che ci doveva rimettere. E quando i calciatori mi dicevano: presidente, lei perché lo fa? Perché dico i soldi? È la passione, ognuno di noi. C'è quello che si va a vedere un gran premio e spende non so quanto per vedersi i gran premi, c'è che per andarsi a vedere una cantante se ne va all'estero per vederselo, un cantante. Ognuno di noi ha le sue passioni, e noi abbiamo questa passione, quella di vedere tanti ragazzi che, anziché stare in giro a fare non si sa che cosa, probabilmente vederli in un campo e vederli stare lì, ci gioiamo di questo. Ecco, allora, ecco, questa società agrigentina sia più vicina a questi vertici che vi devo dire di grande livello. Io ne sono, lo dico con contezza, lo dico conoscendoli quelli che sono, ma lo sono anche non solo dirigenti, sono anche nel campo umano, sono delle persone che in silenzio fanno tante cose di cui noi non siamo a conoscenza, ma io per certi versi, ecco, conosco e so, e che lo fanno in silenzio. Io vi ringrazio veramente per quello che fate per lo sport, e io che sono uno dei vertici dello sport siciliano, bene, io vorrò essere vicino assieme a voi a tutti gli sport, in particolare al calcio dilettantistico siciliano. Bene, grazie a tutti i miei graditi ospiti, veramente credo di aver fatto quest'oggi una bella puntata di Target. Vi ringrazio, ma soprattutto ringrazio i miei gentili telespettatori che anche questa volta hanno avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti e buon sport. Ciao. Ciao. Salve, buona serata a tutti. Buonasera.